Oggi si inaugura Astrazioni Astrali. Cosa sono queste astrazioni astrali? Da dove nasce questa ispirazione di Carmelina Guarneri? Ecco, il suono è stridente, astrazioni astrali, e nasce dalla mia passione dell'astronomia, la mia passione di guardare le stelle, la mia passione che ho fin da piccola di scoprire questo mondo dell'universo che adesso attraverso tutti questi nuovi strumenti che ci sono in giro, questi astronomi che abbiamo con questi telescopi potenti, ci fanno vedere, ci trasmettono delle immagini che sono favolose, immagini con colori spettacolari, e ci fanno vedere le galassie, ci fanno vedere le nebulose che sono all'interno delle galassie, tutte queste stelle, queste migliaia di stelle, milioni e milioni, e nell'ambito di ogni galassia, di ciascuna galassia. Ecco, il nostro Sole si trova nella galassia della Via Lattea. Tutte queste cose qua mi hanno ispirato e mi hanno portato, questi colori bellissimi, mi hanno portato a mettere sul bianco della tela tutta questa passione, questo calore, ed imprimerlo là dentro, ecco. Carmelina Guarneri, in un dipinto informale è difficile leggere il messaggio, ma certamente c'è un messaggio, specie dell'artista. Sicuramente, in ogni mia tela io cerco di infondere e di ispirare quella sensazione di, come dire, è una sensazione per cui uno si astrae, improvvisamente si distoglie dai pensieri che ha quotidiani e pensa ad altro, pensa a quei colori e ti fanno sognare, ecco. Quante sono le sue opere esposte? In questa sede sono circa 25, ma molti li ho lasciati a casa perché non c'era lo spazio, anche perché un'ala molto grande di questo bellissimo palazzo è dedicato al Museo dei Carusi, delle miniere. È un quadro mio, effettivamente, è ispirato ai minatori, anche se c'è sempre l'astro. Presentiamo l'arte di Carmelina Guarneri. Abbiamo parlato da un punto di vista scientifico e da un punto di vista artistico della sua pittura, perché lei dipinge le nebulose, le stelle, è affascinata e incantata da questo mondo, guarda all'universo così come hanno guardato tanti poeti, guarda al cielo come Leopardi. Quest'anno è il 500° anniversario di Leonardo da Vinci, ricorre il 200° dell'infinito. C'è uno scambio stasera di arte che passa dalla letteratura alla poesia, alla pittura, alla fotografia, perché queste opere di pittura vengono tratte dalla documentazione fotografica dei grandi telescopi, ma non solo. C'è anche il sentimento, l'anima della nostra artista che fa una ricerca interiore e appunto nello spazio infinito.